Allo stadio Zoboli, alla vigilia della partita contro l'Atletico Uri, siamo all'8ª giornata di campionato, un Carbonia strepitoso che ha battuto l'altra capolista Ferrini. Insomma, caro mister, dove volete arrivare quest'anno? Possiamo arrivare nelle prime posizioni. Adesso ci godiamo il primo posto, però il campionato è lungo, ci sono tante squadre forti. Domenica arriverà Atletico Uri, che è una squadra forte, e vediamo poi dove ci piazzeremo a fine anno. Punteremo sicuramente alle prime posizioni, meglio la prima che le altre. Comunque vediamo anche gli avversari come si comporteranno. Ecco, andando avanti nelle giornate, insomma, state incontrando anche le squadre, direi, più importanti di questa stagione. La tua squadra mi pare sia ben compattata al momento. Ma sì, noi sapevamo di aver fatto un'ottima squadra, ottimi acquisti, supportati anche da qualche giocatore che abbiamo ottenuto, giovani che c'erano, validi, e stiamo facendo molto bene, la squadra sta migliorando partita dopo partita, perché ogni partita ha una propria insidia e la squadra sta comportando bene, siamo in crescita. Insomma, giocatori, tra l'altro Currelli anche domenica scorsa ha saltato l'appuntamento, ma rientra domenica contro l'Atletico Uri? Sì, è solo una giornata, ha preso un doppio giallo, quindi ci sarà anche lui. Forse manca De Murtas per un infortunio alla spalla, Mastino e Pina lo stesso, Pina Diego per infortunio, quindi ci mancheranno forse 3 giocatori dalla rosa. Ecco, quale squadra temi maggiormente? Si diceva all'inizio della stagione la Nuorese poteva essere un antagonista proprio del Carbonia, però c'è anche qualche altra squadra importante, no, in questo campionato? Ma le squadre migliori sulla carta è l'Atletico Uri, il Castiadas e la Nuorese. Per quanto riguarda, penso, le squadre che lotteranno sino alla fine in questo campionato, non trascurerei l'Ossese e l'Arbus, anche se domenica ha perso in casa al Monastir, però sicuramente Atletico Uri ha fatto una squadra con ex Latte Dolce, ex Sorso, la Nuoresa è una squadra importante, l'abbiamo vista, e i Castiate lo stesso mi hanno detto che è l'ultima squadra, ci sono solamente mi sembra 2 o 3 giocatori sardi, gli altri sono venuti da fuori, è una squadra strutturata tecnicamente e anche fisicamente, quindi queste 3 squadre sono quelle che insieme a noi punteranno alla vittoria del campionato e alle prime posizioni. Insomma, dopo questa grande prestazione contro la Ferrini, ricordiamo l'avevate anche eliminata con 2 vittorie nettissime in Coppa Italia, poi un 2-0 fuori casa all'Inglese proprio sul rettangolo di gioco della Ferrini. Cosa vuoi dire ai tifosi per avvicinarsi qui domenica allo Zoboli? Ma voglio dire che c'è un bel contesto di società, di squadra, i risultati ci stanno supportando, c'è sempre l'apporto degli ultras, dei briganti, e quindi se riusciamo a portare qualcuno altro al campo per aiutare anche gli ultras a spingere questa squadra a fare dei risultati importanti come sta già facendo, sicuramente è molto meglio. Quando arrivi al campo e vedi la tribuna piena come era successo a Nuorese, sicuramente è un impatto nettamente migliore sia per i giocatori ma anche per noi che siamo in panchina, quindi al paese di Carbonia, alla città di Carbonia, ma anche ai paesi limitrofi, il Carbonia sta facendo bene, la società sta facendo benissimo, sta spendendo per poter avere una squadra importante in eccellenza, quindi speriamo che ogni partita, ogni domenica aumenti ancora di più gli spettatori a Carbonia. Grazie mister, naturalmente l'appuntamento è sempre rinnovato, il nostro appuntamento al venerdì, grazie di cuore e un grande in bocca al lupo per domenica. Grazie a voi, alla prossima.